L'oleastro di Sadankaman a Cuglieri ha ripreso la propria attività vegetativa. Dopo un periodo di circa 10 mesi di completa stasi e quindi una sorta di rianimazione, grazie alle cure che sono state date a questo albero monumentale dall'Associazione Montiferru in collaborazione con l'Orto Botanico dell'Università di Studi di Cagliari, oggi si vedono i primi risultati. Questi sono i primi germogli, hanno già un'altezza di circa 40 cm e si trovano nella parte più settentrionale, mentre nella parte invece più a sud l'attività vegetativa non è ripartita ancora, ma si verifica una certa vitalità. E quindi si sta provvedendo a mantenere costantemente umidi i substrati intorno alla ceppaia e a proteggere comunque più in generale la struttura, l'interezza quindi dell'albero. Come vedete intorno a noi è stato già dall'Associazione Montiferru realizzato lo sfalcio nei giorni scorsi e in virtù anche della ordinanza sindacale che impedisce l'accesso all'area, ci si augura adesso che da un lato tutelando l'albero e da un altro lato continuando con le azioni a sostegno del recupero si possa riuscire nel medio periodo a favorire non certo la resilienza dell'intera struttura che come vedete è stata irrimediabilmente danneggiata, ma sicuramente un recupero della pianta che si mantiene vitale. Servirà molto tempo, non potremo quindi riavere la bellezza del patriarca che tutti hanno conosciuto, ma abbiamo salvato una pianta di grandissimo interesse per tutta la nostra regione, per la comunità, simbolo della resilienza di fatto di una comunità come quella cuglieritana che basa tutto sulle attività olivicole.